quindi prende forma il betting quando si va. Ora nella prima parte di gara sono partiti e proprio Solar Fieldcroft all'interno in leggero vantaggio. Fastidi Grass, primo salto, poi Giant Oak, colore di Era Sostanel che procede all'interno Kamikaze di Tiglie, a largo Soros, Reventon. Vediamo un po' come si sviluppa le posizioni. Alla fine il controfavorito va davanti Reventon e procede Fastidi Grass, favorito il contro. In terza posizione Kamikaze di Tail che precede Soros, all'esterno c'è Giant Oak, Solar Fieldcroft e il grigio in corda e precede Nero Lotte, Aurora Boreale. Reventon a impostare, Bartos in vantaggio, Fastidi Grass non lo perde di vista, i due sono compagni di allenamento. Giant Oak terzo di fuori, quarto in corda, Kamikaze dei Tail, quarta posizione, il 4, poi un terzetto, il Lotte all'esterno, Soros e Solar Fieldcroft in coda Aurora. Allungano i concorrenti ora, quando nel percorso insieme si esce dalla curva quindi si salta e si gira. Reventon, Fastidi Grass, Giant Oak, Soros che ha all'interno Kamikaze di Tail e poi Nero Lotte, Solar Fieldcroft, primo ostacolo della diagonale, congrua accelerazione dei due davanti, Fastidi Grass all'interno di Reventon, poi più indietro a 2 lunghezze e mezzo sono Giant Oak, Kamikaze di Tail, Soros con vicino Solar Fieldcroft in settima posizione, Nero Lotte. Si va sulla di fronte a mano contraria con Fastidi Grass e Reventon uno accanto all'altro, Giant Oak e Kamikaze uno accanto all'altro, poi Soros e Solar che precedono Nero Lotte, in coda Aurora Boreale. Siete mobile davanti al traguardo, in senso contrario alla retta, c'è stato contatto, poi Nero Lotte, Soros richiesto prende qualcosina, allungano Reventon e Fastidi Grass, si avvicinano Giant Oak, Solar Fieldcroft, tra i due il montato Kamikaze, poi Soros e Nero Lotte. Fastidi Grass, Reventon, Kamikaze montato, Giant Oak che è lì, poi Solar Fieldcroft, Soros con Fastidi Grass che rompe l'indusi, mentre Reventon è battuto a traguardo lontano. Muove Solar allora per andarlo a prendere, muove Solar Fieldcroft per cercare di andare a prendere insieme a Giant Oak Fastidi Grass, poi in quarta posizione il Kamikaze, Fastidi Grass è in vantaggio con Raff Romano che ha una tonda sul grigetto che ci prova, poi il Giant Oak, più indietro Soros e Nero Lotte che hanno raggiunto il Kamikaze, poi Aurora con addirittura Solar che mette pressione a Fastidi Grass, Romano sta ancora sfilando la frusta, il grigetto però lo attacca, Solar Fieldcroft che attacca Fastidi Grass, il favorito è giocato uno accanto all'altro, Fastidi prova a portarlo a casa, Solar Fieldcroft dall'ultimo attacco a 200 dal palo, prova a difendersi Fastidi Grass, insiste Solar, Fastidi sta allungando però su Solar Fieldcroft che rimane lì, Fastidi Grass assegna su Solar Fieldcroft per la terza Soros.